La lunga scia del vandalismo che ha colpito al cuore bassano inizia da qui, da queste scritte su Palazzo Bonaguro. E se è vero che le parole feriscono più di una spada, l'inciviltà è quella che dà il colpo di grazia. Palazzo Bonaguro, un pezzo di storia preso di mira da un writer già identificato dalla polizia locale che nella notte tra sabato e domenica ha imbrattato con 24 scritte spray la facciata dell'edificio di via Angarano. Un atto vandalico compiuto, in base a quanto filtra dagli uffici di via Matteotti, da un uomo solo sulla quarantina, italiano e non residente a Bassano. Lui sarebbe l'autore dello scempio che non ha colpito solo Palazzo Bonaguro, ma anche altri punti della città, prendendo di mira persino abitazioni private. Le lettere sulla facciata dell'edificio a pochi passi dal Ponte Vecchio sarebbero il nome d'arte del writer, anche se in questo caso usare la parola arte stona più che mai. E guardate, lo scempio continua, è davvero una lunga passeggiata sul Ponte Nuovo, una passeggiata fra l'inciviltà e il degrado. Dalle immagini raccolte, lo ribadiamo, sembra che l'autore abbia agito da solo, ma non si esclude del tutto la possibilità di un'azione coordinata. Nei pressi del Ponte Nuovo altre scritte sui cancelli, come queste, che hanno fatto arrabbiare e molto i residenti. Lei abita proprio qui e è stato vittima anche lei di un atto vandalico. Probabilmente l'hanno fatto presto perché ieri sera che sono rientrato un po' tardi e non avevo ancora notato nulla. Più che altro la rabbia perché insomma non trovo civile un gesto del genere.